Massimo Bracali, sconfitta in casa, il Sarzana insomma ha iniziato fortissimo, è andato addirittura sul 3-0, occasione però non è riuscita a rimontare. Sì, il Sarzana ha giocato bene, ha vinto meritatamente, noi abbiamo avuto un approccio un pochino blando, abbiamo preso dei gol evitabilissimi, lasciando l'uomo in mezzo all'area solo, insomma, libero di concludere, però chiaramente è un percorso di crescita che dobbiamo fare, abbiamo una squadra giovane, dobbiamo accettare qualche alti e bassi. Ora venivamo da due partite buone, perché anche col Follonia ci metto che è stata una buona prestazione per un tempo e mezzo, poi abbiamo avuto un po' un crollo, però poi siamo andati a fare una bella partita a Breganze che non era scontato. Oggi mi aspettavo di più, avevo detto ai ragazzi che poteva essere la partita, insomma, che poteva svoltare un po' il nostro campionato, non è stato così e ci rimbocchiamo le mani e cercheremo di fare meglio la prossima, insomma. Sì, la prossima credo sia difficilissima a Trissino. È chiaro, vai a Trissino, non schiacciasassi, andremo là per fare il meglio possibile. Prima di giocarle, insomma, darmi per sconfitto non è il mio carattere, nemmeno il carattere dei ragazzi, quindi andiamo là per fare la nostra partita, giocheremo al 100% fino alla fine e poi vediamo cosa succede.